Due miracoli, un conto di Grazia Deledda ambientato in Bizzi, ed è preciso i sacrei del suo miracolo. Col rosario di madreperla in mano, zia Batora saliva lentamente per il sentiero dirupato che mena dal villaggio di Bitti alla soprastante chiesa del miracolo, cioè di Nostra Signora del Miracolo, una chiesa famosa in tutta l'isola di Sardegna. Si narrano grandi miracoli, creati ed accresciuti dalla fantasia del popolo, accaduti in quella piccola chiesa ai piedi dell'umile altare, e migliaia di persone bisognose di miracoli spirituali o materiali corrono ancora a Biti agli ultimi di settembre per la festa annuale e rituale di Nostra Signora. Diciamo ancora perché ormai questa festa, come tutte le usanze antiche spazzate via dal soffio dei nuovi tempi, ha perduto il suo splendore e la sua magnificenza. Tuttavia, la folla, venuta dai villaggi lontani, traverso montagne e vallate, si accalca ancora sotto la nicchia della piccola Madonna miracolosa, che sorride misticamente, misteriosamente, e d'anno in anno si sparge per le turbe commosse la voce di un nuovo miracolo. Zia Batora era molto divota a Nostra Signora del Miracolo. Ogni primo lunedì del mese saliva lassù recitando il rosario, dava messe, processioni e novene, e durante i 3 giorni della festa pregava continuamente, recandosi mattina e sera alla chiesa. Ella chiedeva un grande miracolo a Nostra Signora. Le chiedeva un po' di pace, un po' di conforto per la travagliata anima sua, ma sempre invano. I giorni e i mesi scorrevano, si seguivano le messe, le processioni e le novene, ma la desolazione, l'amarezza e lo sconforto stagnavano sempre nello spirito di zia Batora. Essa non poteva dimenticare, il suo cuore restava spezzato, sanguinante, e nonostante le sue ricchezze, nonostante le sue tancas, il suo bestiame, il suo denaro, ella era povera più del più misero mendicante, e vedeva il resto dei suoi giorni perdersi in un orizzonte nebbioso e desolato, come paesaggi degli altipiani vitesi. Anche la casa di zia Batora, la bella casa dai poggioli di legno, donde si vedeva l'altura, e la chiesa del Miracolo, che nei tramonti rosei di settembre parevano così delineati nel nitido orizzonte, uno di quei paesaggi dipinti nello sfondo di qualche quadro sacro dell'Esorgimento. La bella casa, dunque, era spiritualmente vuota e triste, benché ripiena di ogni grazia di Dio, vuota come l'anima della persona che l'abitava. Voi, o invisibile Signora, a cui narro questa piccola storia, non potete sapere, non potete immaginare certe disgrazie tremende, certe desolazioni immense che non avete mai provato. Sadurra, la bella e unica figlia di zia Batora, s'era innamorata di un giovane povero e di cattiva stirpe. Tutto l'essere altero di zia Batora, che oltre l'essere ricca apparteneva a quella classe aristocratica del popolo sardo, quella classe chiamata principali, gente potente, strapotente, che conserva qualcosa della boria spagnola, talvolta più ricca e più nobile degli stessi cavalieri sardi. S'era rivoltata contro quest'amore, che a lei sembrava quasi fuori di natura, e Sadurra, compiuti 20 anni, era scappata dalla casa paterna per unirsi all'uomo del suo cuore. Fu un grande scandalo, un avvenimento che fece eco persino nei villaggi vicini e nella città di Nuoro. Zia Batora ne restò annichilita,
distrutta, moralmente uccisa. Mai madre aveva amato la figlia come zia Batora aveva amato la sua. Per 20 anni, dopo che le avevano ucciso il marito, essa aveva concentrato ogni suo affetto e ogni sua speranza in Salurra, sognando per lei un avvenire luminoso, che naturalmente si compendiava in un marito ricco, forte, di casa principale, forse magari un signore, forse un vendicatore del padre di Salurra, ed ogni sogno, ogni speranza, ogni affetto era svanito. Zia Batora aveva maledetto sua figlia, inginocchiata sulla cenere con i capelli sparsi e il seno ignudo, aveva maledetto il latte con cui l'aveva nutrita e giurato sul pane e sulla croce d'oro del suo rosario di non riconoscerla più per figlia, ma per mortale nemica. Così era rimasta sola nella sua casa spopolata per sempre di sogni e di speranze. Essa si vedeva disonorata e il trionfo che menavano i suoi nemici, cioè la parte avversa al suo partito, di cui essa nella sua qualità di donna energica, ricca e potente, formava una delle colonne principali, accuminava la sua disperata angoscia. Sul suo viso bianco e stilato, nei suoi occhi violacei, profondamente incassati, di una severità spaventosa, sulle sue labbra sottili e pallide non appariva mai una increspatura di dolore e neppure di amarezza, per cui si diceva: zia Batora è una donna forte e le disgrazie non la atterrano. Ma il suo cuore era tutto rosicchiato, tutto a brandelli, e i suoi occhi non avevano più lacrime. Viveva di rancore, di odio e di preghiera. Più di una volta, allorché le giungevano, acute come stoccate, le voci irrisorie dei nemici e degli amici, era stata tentata di mandare 2 uomini o uno solo per dare una fucilata a Pepe Nieglia, il marito di Salurra, ma la sua profonda fede religiosa l'aveva sempre salvata dal commettere un delitto. Aveva già fatto testamento in favore della Chiesa del Miracolo e pregava di notte la dolce Madonna perché le donasse un po' di pace, un po' di riposo, ma, ripetiamo, sempre invano. Dopo 10 mesi dal terribile avvenimento, essa spasimava ancora. Dopo 16 mesi dal terribile avvenimento, essa spasimava ancora. Né l'idea che Sadurra conduceva una vita poverissima, né la soddisfazione di aver brutalmente, più volte, respinto le sue proposte di pace e di perdono la consolava. Saliva dunque lentamente per il sentiero che conduce alla chiesa col rosario e perle in mano. Benché abiti le vedove, dopo un certo tempo, indossino vestiti di colore, contrariamente a quasi tutto il resto dei villaggi sardi, zia Batora era vestita di nero, sempre di nero. Persino la sua lunga cuffia, celata dalla benda, era di stoffa nera, con una croce di trina d'argento sulla sommità, forse un segno misterioso di cui solo zia Batora sapeva il simbolo. Il corsetto aperto davanti lasciava scorgere la camicia ricamata, la sola cosa elegante che abbia il costume di Bitti. E al di sotto delle gonnelle d'orbacce scendeva il volante della sottana bianca. Zia Batora pregava e ogni tanto fermavasi per dare l'elemosina ai mendicanti, che, fermi sugli angoli del sentiero, chiedevano pietà, a voce alta e cadenzata, con lunga cantilena e con la mano tesa.
La folla variopinta si accalcava per la strada e sulla spianata ampia della chiesa. Giù, Bitti col selvaggio borgo di Goreai a fianco esultava con le strade piene di gente nel sole di settembre, tutto circondato dalla vallata verde, fresca e scintillante. Zia Batora continuava la sua ascesa senza promettere la gente, ma giunta alla spianata si fermò facendo il segno della croce. Usciva una processione. E diciamo una perché le processioni del miracolo sono innumerevoli. Qualunque persona devota può entrare in sacrestia e dire: fate una processione secondo la mia intenzione. Offre una piccola elemosina, qualcosa tra il mezzo scudo o 3,50 e la processione esce subito. Dietro i sacerdoti vengono gruppi di uomini di villaggi diversi, ciascuno col proprio stendardo, che hanno portato con i loro lontani paesi, e si fa il semplice giro della chiesa. Poi si rientra e si prosegue per conto di un'altra persona. In una mattinata si possono eseguire e si eseguono molte dozzine di queste processioni, che sono il punto più caratteristico della festa del miracolo. Mentre al lato opposto della spianata la gente allegra, venuta per divertirsi, balla il duru-duru, il famoso ballo tondo, tra la polvere, il sole e i merciai ambulanti. Rientrata in chiesa la processione, zia Batora si mosse ed entrò essa pure. La chiesa era già affollata di donne, diverse di volto, di costumi e di lingua, donne di tanti villaggi, molte delle quali erano venute a piedi nudi e con i capelli sciolti. Un gran chiasso si innalzava da tutta quella folla multicolore. Passava una specie di fremito e tutte le donne parlavano tra loro, anche senza essersi mai vedute. Zia Batora giunse a stento, pestando piedi e gonnelle e destando esclamazioni energiche per questo suo procedere, in fondo alla chiesa, posto dove usava sempre inginocchiarsi. Laggiù c'erano molte donne di Bitti che aspettavano la messa. «Cosa c'è?» chiese zia Batora ad una sua conoscente. «C'è una ragazza indemoniata», rispose l'interpellata, con voce bassa e commossa. «Dopo la messa la scongiureranno. Chissà che Nostra Signora faccia il miracolo». E narrò misteriosamente una storia spaventosa, la stessa che serpeggiava per la folla, destando fremiti e sussurri. Era l'anima dannata di un prete che aveva in corpo la ragazza. «Di dov'è?» «Di là. Sentite, comare mia». Scomunicato da un alto prete, lo spirito dannato non era stato accolto né in cielo né in purgatorio e neppure all'inferno. Prima di entrare in questo alloggio, lo spirito doveva vagare per un tempo indefinito sulla terra, incarnandosi sul corpo di ragazze innocenti di 7 o 8 anni. Ora l'aveva quella povera ragazza di Allah. Si dicevano cose terribili. La povera piccina non aveva pace e faceva proprio azioni da indemoniata. La sua voce era quella dello spirito dannato. Guai a mostrarle cose di chiesa. Le sputava, imprecando, bestemmiando, frantumandole, mettendo un'azione di forza impossibile per la sua età e per la sua personcina. Zia Batora, con gli occhi intenti, fremeva guardando la povera creatura. «Non è in chiesa», disse l'altra.
là entreranno legata dopo la messa. Ma se Nostra Signora fa il miracolo e lo spirito esce dal corpo di questa ragazza, non entrerà in quello di un'altra, poiché è tale il suo destino? Non lo so, rispose la donna imbarazzata. Nostra Signora farà il miracolo completo e lo spirito andrà all'inferno. Seppure Nostra Signora non gli usa misericordia, mandandolo in purgatorio. Cominciò la messa. In un attimo la chiesa fu piena zeppa di gente, stippata, accalcata, fremente. Stavano tutti in piedi, sofferenti per il caldo e per l'attesa della ragazza indemoniata. Solo zia Batora non pensava più ad essa. Il suo volto era più bianco del solito e i suoi occhi fissavano febbrilmente l'altare, ma in realtà vedevano nitidamente qualche altra cosa. La vedevano nitidamente, senza guardarla. Vicino a Batora c'era una panca e 3 donne stavano ritte sopra, dominando così la folla. Una di queste donne teneva in braccio un bambino di 6 o 7 mesi, un bellissimo bimbo, biondo e grasso, tutto color rosa, che formava l'ammirazione delle donne vicine, benché pur esse commosse dall'attesa generale della ragazza con lo spirito. La giovine che lo teneva sulle braccia era invece bruna, magra, pallida. Tuttavia il suo volto conservava il ricordo di una grande bellezza. Era Sadurra, malata, vestita quasi poveramente. Anch'essa vedeva sua madre, la vedeva fredda, bianca, indifferente e superba, e faceva sforzi supremi per non rompere in pianto. Perché? Perché almeno non dava uno sguardo al bambino, che aveva il nome del nonno ucciso, che era bello come una dipintura? Ah, senza dubbio zia Batora invece fremeva di ira e malediceva la bionda testolina dell'innocente. A questa tetra idea Sadurra lacrimava in cuor suo e veniva tentata di andarsene dalla chiesa. Zia Batora non malediceva il bambino, anzi la sua vista temprava l'ira apportatale dalla presenza di Sadurra. Non l'aveva ancora veduto quel bambino, quel suo nipote, e non vedendolo non aveva mai fatto un gran conto. Anche Sadurra era da molto tempo che non la incontrava. Come era cambiata la disgraziata, il disonore della stirpe, la beffa del villaggio. Pareva una mendicante, pareva... Zia Batora non esplorava il fondo del suo cuore, altrimenti sotto lo strato dell'ira avrebbe trovato un mare di pietà per la figlia sua. Nostra Signora mia, com'era bello il bimbo! I suoi occhi erano uguali a quelli del morto. No, non rassomigliava punto alla schiatta vile dei Nieglia. No, no. La messa procedeva. Si era fatto un po' di silenzio in chiesa, avvicinandosi l'elevazione. Zia Batora pregava solo con le labbra. Non vedeva né udiva nulla. Nulla. Nulla tranne che le voci del suo spirito in tempesta. Ira, schianto, umiliazione, tenerezza, rimpianto, amaritudine e dolcezza, odio e pietà e amore passavano e sfilavano nell'animo semiselvaggio, straziandole i resti sbranati del cuore, facendola piangere ed esultare per lo stato miserabile in cui scorgeva sua figlia, la sua nemica e il suo disonore.
ma il suo volto restava impassibile. Solo un fremito leggerissimo le agitava le labbra che pregavano. All'elevazione la folla, mal come poté, gli uni sugli altri, anch'essa si inginocchiò. Gesù, Gesù, seguitò zia Batora, nascondendo il volto tra le mani. Gesù, Nostra Signora mia, abbiate pietà di me, abbiatene pietà. Essa sentiva gli occhi di Sadurra fissi sopra la sua persona e ne provava uno spasimo indicibile. Avrebbe voluto baciare il nipotino, avrebbe voluto battergli la testa al muro e sfracellarlo. Senza farlo, Satura glielo mostrava, così sfacciatamente, per farla morire di rancore, rinnovandole il ricordo dei tormenti passati. Ancora, la riafferrava l'odio, la rabbia, l'umiliazione. Le pareva che le donne bitesi ed anche le straniere la guardassero, guardando poi Sadurra e deridendola, esultando della sua umiliazione. Dio Santissimo, che terribile messa era quella per zia Batora. Dio Santissimo. A misura che la messa finiva, cresceva la tensione fremente, l'agitazione morbosa della folla. Anche gli uomini, i mercanti, i venditori, i monelli, tutti si erano introdotti in chiesa, spingendo, pigiando la gente. Quella donna svenne e risuonarono alcune grida di persone dai piedi pestati e vesti sgualcite. In alto, dietro la balaustra dell'altare, un gruppo di carabinieri metteva una strana nota nel quadro. Nel pigia zia Batora, che soffocava sotto la sua lunga cuffia nera, venne sospinta fino ai piedi della panca, ove stava Sadurra. Ora tremava tanto che a momenti era visibile il suo turbamento, acuminato dalla commozione che l'aspettazione del miracolo metteva anche nel suo spirito tormentato. Alla fine un lungo sussurro percorse la folla. La ragazza era stata introdotta e zia Batora, dagli occhi acutissimi, la vide per prima. Era una piccina vestita in costume, un costume tutto di panno scuro, magra, bianchissima e con gli occhi di un bizzarro colore, quasi color rame, rilucenti davvero di una fiamma infernale. Legata fortemente, non oppose alcuna resistenza, né parlò durante lo scongiuro, ma quando si trattò di farle baciare la reliquia santa, fece un chiasso proprio del diavolo. Le donne impallidirono e si fece un gran silenzio, ansioso per la chiesa. La bambina destava in realtà paura. Gridava e urlava con una voce sonora, maschile, imprecando, sputando la reliquia, parlando in latino e dicendo cose terribili. Inginocchiata, con la fronte appoggiata allo spigolo dell'altare, una donna piangeva e pregava, agitata dai singhiozzi spasmodici. Zia Batora guardava più la donna che la bambina, di cui senza dubbio era la madre, e una specie di fascino, una forte suggestione di pietà soggiogavale l'anima
Le sembrava sentire i lamenti della sventurata. La gente mormorava di nuovo e nel sussurro forte, febbrile, che allagava la navata della chiesa, destandone l'eco misterioso, zia Battora avrebbe giurato di udire le parole della donna di Alà che le diceva: non c'è una madre più sventurata di me. Perché vieni tu a piangere qua? Cosa vuoi? Cosa chiedi? Sono io la madre disgraziata. Tu hai la pace vicino a te, entro di te, ma è il tuo orgoglio che la respinge. Oh Batora, Batora. Sì, proprio zia Batora sentiva il suo nome ripetuto a migliaia di volte dall'eco della navata. Questo almeno poteva giurare di aver sentito. E presa da un repentino rimorso, da una tenerezza immensa, avrebbe voluto voltarsi e baciare il bimbo di Sadurra, il cui respiro le sfiorava la testa, ma non poteva ancora, benché sentisse che non sarebbe uscita di chiesa senza farlo, senza fare ciò. La grande commozione, o meglio la tensione, che lo spettacolo svolgendosi nell'altare metteva nelle sue sensazioni, faceva tacere la passione intima di zia Batora, mentre la vista di quel dolore materno, senza parole e senza confine, sviluppava il suo amore di madre da lungo tempo represso. I singhiozzi della donna di Alà erano così forti che dominavano il baccano suscitato dalle convulsioni della bambina. Zia Batora li udiva con spasimo e le pareva di provare un alto dolore fisico. Non sapeva dove né come, ma che forse era il soffocamento che la asfissiava. La spiritata continuava a contorcersi, urlando spaventosamente e vomitando bestemmie inenarrabili in latino, in sardo, in italiano. Aveva rotto i legami che la avvolgevano e 3 uomini forti e robusti, aiutati dai carabinieri, bastavano a malapena a contenerla, nonché a farle baciare la reliquia. Il sacerdote continuava i suoi scongiuri e la folla, stanca dello spettacolo, parlava a voce alta. Dimentica dell'uomo. Pareva la spianata all'ora del ballo tondo, ma a un tratto zia Batora vide la madre della ragazzina alzarsi, cessando dal piangere come ispirata. Prese essa la reliquia e con un atto repentino la accostò alle labbra della figlia. Allora si vide una cosa meravigliosa e commovente, benché tanto attesa. La bimba si calmò per incanto, i suoi occhi si spensero in un languore dolcissimo e cadde inginocchiata dicendo l'Ave Maria ad alta voce con una vocina sottile, soave, piena di pianto. Figlia mia, gridò la madre con un accento che la gioia rendeva straziante, pazzo. Il miracolo era compiuto, la folla tacque e quasi tutti si inginocchiarono, pallidi, frementi, rispondendo all'Ave Maria della bambina. Moltissime donne piangevano e singhiozzavano, con quel pianto che è l'espressione più viva di un terrore indicibile, naturale e sovrumano, e che può dirsi la vertigine dello spirito davanti a un fenomeno terribile e misterioso nella sua stessa semplicità. Zia Batora era fra queste donne
Essa ridiscese al villaggio col bimbo di Sadorra in braccio e con la figlia al fianco, per cui i buoni vittesi, fieri della loro Madonna, dissero che quell'anno Nostra Signora aveva fatto 2 miracoli.